Gli autobus extraurbani parcheggiati ovunque, nel viale Sicilia Fontanelle addirittura in curva, e non è la prima volta. A questo punto, vista l'anarchia, si dovrebbero individuare delle soluzioni, cominciando intanto a vigilare, magari con una pattuglia dedicata, così come aveva in mente di fare l'allora comandante della polizia locale di Agrigento, Cosimo Antonica, che ai microfoni di TVA aveva annunciato l'iniziativa di mettere in campo una squadra ad hoc al fine di debellare l'indisciplina degli autisti dei pullman, costringendoli al rispetto del codice della strada, senza mettere più a rischio la circolazione stradale, così come avviene purtroppo spesso dalle parti del viale Sicilia e come è avvenuto nei giorni scorsi. Un comportamento incredibile che non si può più tollerare e che dovrebbe richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine, soprattutto quelle a cui è demandata la sicurezza stradale. Bisogna insomma riportare l'ordine a nord del capoluogo dal punto di vista della viabilità. C'è da dire che la sicurezza stradale a Fontanelle, tra il viale Sicilia e la via Alessio Di Giovanni, è messa a repentaglio anche dall'incosciente condotta di molti automobilisti che sfrecciano in pieno centro abitato anche vicino alle scuole. Da qui la richiesta, purtroppo non raccolta, di collocare dei dossi al fine di garantire la pubblica incolumità, perché i cittadini, seriamente preoccupati, non intendono più vivere tra l'anarchia assoluta.